Ciao a tutti, io ho scelto di realizzare una sorta di documentario su ciò che è la potenza e come si definisce, e ho scelto questo argomento perché a parer mio è molto utile oltre che interessante. E niente, vi lascio al video. Uno stesso lavoro può essere compiuto più o meno rapidamente. Un ragazzo solleva un bilanciere zavorrato, esso tuttavia può essere sollevato più velocemente. Il lavoro è lo stesso perché se il bilanciere sale a velocità costante, la forza diretta verso l'alto per il principio di inerzia è uguale alla sua forza peso. Inoltre lo spostamento è identico. Però le braccia possono compiere lo stesso lavoro più rapidamente se si applica maggiore forza. Per misurare la rapidità con cui una forza compie un lavoro, introduciamo una nuova grandezza. La potenza di un sistema fisico è uguale al rapporto tra il lavoro compiuto dal sistema e l'intervallo di tempo necessario per eseguire tale lavoro. Per esempio, delle braccia che compiono in 5 secondi un lavoro di 123 joule, sollevando di 50 cm un peso di 245 N, hanno una potenza P uguale a 25 joule per secondo. Troviamo così che in ogni secondo le braccia compiono un lavoro di 25 joule. In generale, il valore della potenza indica il lavoro che una macchina o un sistema fisico è in grado di eseguire in un secondo. Ecco alcuni esempi. Durante una gara ciclistica un corridore può sviluppare una potenza di oltre 1 kW, oppure il motore di un'auto di media cilindrata eroga una potenza di 50 kW. Infine una centrale sviluppa una potenza di 1000 MW, producendo energia elettrica.